Un ragazzo di 27 anni residente a Cornuda nel Trevigiano, ma attualmente domiciliato a Sedico, versa in gravi condizioni al Cafoncello di Treviso dalla scorsa notte. Il giovane di nazionalità tunisina è stato accoltellato al culmine di una lite scoppiata durante una festa privata in un appartamento in via Canesella, a pochi passi dalla piazza di Cesio Maggiore. 3 i fendenti sferrati con un coltello da cucina, 2 al torace all'altezza dello sterno, l'altra al collo. Il ragazzo è finito a terra in un lago di sangue. I partecipanti hanno chiamato il 118 e da Feltre è arrivata l'ambulanza che ha caricato ancora cosciente il 27enne, trasferito dapprima al Santa Maria del Prato e poi in elicottero all'ospedale di Treviso, dove secondo le informazioni non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore, un cittadino cubano di 37 anni, ha tentato la fuga, ma è stato fermato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Feltre con l'accusa di tentato omicidio. Fin qui la cronaca asciutta di una serata che ha rischiato di finire in tragedia. A Cesio Maggiore nemmeno 4.000 anime si conoscono tutti e quanto accaduto nelle scorse ore per i più è solo la conferma di una situazione diventata oramai insostenibile, di un paese messo a ferro e fuoco da quel gruppo di stranieri che abita da un paio d'anni nella palazzina fatiscente in via Caneselle. Sarebbero tutti sudamericani, uomini, si dice, lesti a provocare, a reagire e a tirare fuori dalle tasche le lame. 2 settimane fa un ragazzo del posto è stato ferito ad una coscia durante una rissa e venerdì scorso la situazione è degenerata anche al bar centrale. Prima o poi ci scappa il morto, la frase ricorrente ripetuta dai cesiolini come richiesta di aiuto al sindaco e alle autorità competenti, in attesa di un intervento deciso per la sicurezza di tutti.